Dottore Calamita, si taglia un traguardo importante il 18° anno della mezza maratona della Concordia. Quali sono le novità? La novità è intanto che ci siamo, nonostante il periodo di Covid, guerra, purtroppo è guerra, non è una scaramuscia e noi abbiamo fatto la nostra faremo meglio ancora la nostra piccola parte cercando di ricordare che siamo per la pace e corriamo per la pace. Questo è quello che vogliamo dire, la nostra gara si chiama Mezza Maratona della Concordia, non è un caso, ci auguriamo che sia veramente un momento di concordia tra tutti i popoli, tra l'altro da noi viene gente che viene da tutte le parti, abbiamo tantissimi atleti del nord Italia e anche pochi atleti che vengono da fuori dell'Italia. La novità di quest'anno è semplicissima, abbiamo il ricordo del nostro ex compagno di squadra Giovanni Messina, abbiamo istituito il trofeo Giovanni Messina. Giovanni era uno dei primi maratoneti agrigentini, molti che amano la corsa o che se lo ricordano che correva sempre nelle vie cittadine. Giovanni ormai non c'è più, allora daremo al primo classificato della categoria M60, le categorie vanno ad anni da noi, 60 anni, daremo il trofeo Giovanni Messina. Le altre novità è che noi attraverseremo sempre la Valle dei Templi, questa è ormai una novità che ci dà la possibilità e ringraziamo l'Ente Parco per l'autorizzazione che ci dà e per essere sempre con noi in questa organizzazione assieme al Comune, al Lions Club Agrigento Oste ricordiamo domenica 13 marzo, strade chiuse, i cittadini sono pregati di lasciare la macchina, farsi una bella passeggiata a piedi, strade chiuse dove? San Leone, Viale delle Dune, Viale Viareggio, Viale dei Pini, quindi un po' di pazienza, dalle 9 alle 11:30, 12 il traffico sarà interrotto e scendete in piazza, applaudite le persone che corrono, lo sport è uno dei momenti di aggregazione più belli, oggi lo sappiamo tutti, lo sport è vita, allora ci auguriamo che questa di domenica sia una bellissima giornata di sport, di salute e di pace. Giuseppe Caramazza, lei è il presidente del Lions Club Host, il suo club sostiene questa iniziativa, da Agrigento parte un messaggio di pace. Sostiene da sempre questa iniziativa. Quest'anno la Mezza Maratona della Concordia assume un valore più alto perché essendo una manifestazione sportiva, lo sport come sappiamo garantisce, influisce per la comprensione tra i popoli di tutto il mondo e al di là delle differenze. Quindi in questo momento vogliamo lanciare un messaggio ai leader mondiali, un messaggio di pace. Naturalmente rimane sempre un evento sportivo che garantisce il benessere fisico del singolo individuo, ma per la comunità è un accrescimento del capitale sociale in quanto è un'occasione di aggregazione e per gli operatori commerciali, turistici del territorio naturalmente è un'occasione perché promuoviamo come sempre il paesaggio, le ricchezze storiche, culturali. Col passaggio della Via Sacra diciamo, è un momento molto particolare, il porticciolo di San Leone, il centro turistico naturalmente, e quindi continuiamo in questa direzione. Sono temi a noi Lions molto cari e quest'anno finalmente alla 18ª edizione. Complimenti vanno agli organizzatori, ad Antonio Calamita, socio del Lions Club Agrigento Oste, e al gruppo sportivo Valle dei Templi.